Io ero presente sabato mattina, effettivamente questa persona, e lo sapete dalla cronaca ormai, questa persona si era recata prima al centro di servizio mentale, trovandolo chiuso il sabato mattina, e poi si è diretto verso il pronto soccorso e lì è riuscito ad entrare senza chiedere permesso a nessuno. Sono impressi negli occhi e nel cuore di Luca Grande, sindacalista, segretario provinciale del Nursind, i minuti di terrore vissuti nel pronto soccorso di Cittadella, tenuto sotto scacco da un uomo armato di coltello in visibile stato di alterazione. 34 anni, l'uomo, in carcere con l'accusa di tentato omicidio, sarà sottoposto dal GIP all'interrogatorio di garanzia. Una corsa folle la sua, che prima di essere bloccato con il taser è riuscito a ferire anche un medico e un carabiniere. Ha trovato un medico che con grande coraggio, devo dire, si è messo a difendere i pazienti ed è stato anche lui a sua volta accoltellato, e poi è arrivato verso l'area gialla da dove noi siamo riusciti, perché ci inseguiva, a scappare verso l'esterno. Lui ha abbattuto delle porte mentre correva dietro a noi. Il carabiniere è stato appunto accoltellato sia al collo che alla guancia, e un operatore del 118 a cui va dato un encomio insieme a quel medico che si è prodigato, entrambi si sono prodigati per cercare di salvare i pazienti e salvare anche i colleghi. Parole cariche di emozione e ancora di adrenalina nella voce di Luca Grande, che nella sua veste di sindacalista chiede alla Regione un intervento immediato. I pronto soccorso sono presidi aperti a chiunque 24 ore su 24. Noi attualmente, ed è anche la nostra richiesta attuale oggi del Nursind di Padova, sindacato delle professioni infermieristiche, è quella di avere quella famosa guardia giurata fissa 24 ore su 24 in pronto soccorso. Perché attualmente mi risulta che ce n'è una che si alterna tra l'ospedale di Campo San Piero e l'ospedale appunto di Cittadella. Nel momento di necessità appunto non abbiamo avuto nessuno. Sono episodi che ti segnano, in particolare questo ha sconvolto tutto il pronto soccorso, ma devo dire che tutti i colleghi si sono operati continuamente per cercare di non interrompere il servizio.